cinematografica arriva un concorso Orizzonti, Il rapimento di Arabella. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia arriva in concorso Orizzonti il film Il rapimento di Arabella, seconda opera della regista Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli e l'attore americano Chris Pine. La proiezione, attesa per domani alle 17 in Sala d'Arsena, rappresenta un momento di grande rilievo anche per il Veneto, poiché il film è la prima produzione sostenuta con il contributo della Regione e il supporto della Veneto Film Commission, girato in numerose location venete, da Padova a Cittadella, da Abano Terme a Roana, da Rosolina a Villorba. Il film si configura come un vero e proprio viaggio visivo tra città, borghi e paesaggi, esaltando la ricchezza del territorio. Come ha sottolineato il presidente Luca Zaia, ogni scena è una finestra aperta sul mondo, un invito a scoprire le bellezze venete e riconoscere la regione come una terra di cultura e cinema. Questo progetto è il frutto di una strategia di lungo periodo che ha reso il Veneto un set naturale sempre più ambito a livello internazionale. Allora, siamo al campeggio, allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Sì, diciamo che adesso c'è in vigore la promozione bambini 13 euro pizza, bibite e patate e gli adulti a 15. Però questa promozione continuerà per chi ha da fare i compleanni o cene particolari dal lunedì al venerdì, 15 euro pizza, bibite e patate, in modo da agevolare insomma i gruppi, le compagnie a venire qua dentro.